Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Parlavamo prima del tempo, insomma, siete venuti anche col freddo, con la pioggia, ma giustamente la pioggia ci vuole, come qualcuno ci ricordava prima. Allora, oggi abbiamo una conferenza, ecco, che ha diciamo, un titolo abbastanza intrigante, no? Isotopi svelatori di misteri. Vabbè, siamo tutti un po' curiosi di quello di cui ci parlerà Marco. Allora, intanto il relatore è il professor Marco Grotti, che è un professore ordinario di chimica analitica dell'Università di Genova, lavora presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale. Vi dirò due parole sulla sua attività di ricerca, che riguarda in genere lo sviluppo di metodi analitici innovativi per la determinazione di elementi in tracce, la speciazione elementare e l'analisi isotopica e la loro applicazione a campioni di interesse ambientale, biologico e alimentare. Posso dire che il professor Grotti è un esperto di scienze polari, avendo fatto diverse spedizioni sia in Antartide sia oltre il circolo polare artico, cos'era l'isola Svalbard, dico giusto? Va bene. E in Antartide, dicevo numerose, quante ne hai fatte spedizioni? 7 spedizioni in Antartide, ma non soltanto alla base, diciamo, italiana, quella che sta sulla costa, se non sbaglio, dell'Antartide, ma anche al DOM, che sarebbe la parte interna, cioè la grossa statunitense, la base statunitense interna, dove fa molto freddo, potremmo dire così. Vabbè. Allora, quindi il professor Grotti diceva i metodi sviluppati sono principalmente applicati nell'ambito di studi ambientali in regioni polari, come vi stavo dicendo, con l'obiettivo di studiare la presenza, le possibili sorgenti e la biodisponibilità degli elementi in tracce in relazione ai processi naturali e ai cambiamenti climatici globali. Allora, questo è grosso modo la tua ricerca. Oggi parlerai di questo veramente interessante argomento e la parola quindi a te. Grazie a tutti per essere qua, nonostante i 6 gradi a Genova che ci sono raramente ormai. E tanto volevo ringraziare perché sono molto contento di questa opportunità. Ringrazio la professoressa Saccone, ringrazio tutti gli altri dell'Accademia. In realtà parlerò pochissimo di Antartide, anche se effettivamente nel mio curriculum l'attività antartica è molto, molto presente. Ma diciamo in questa conferenza parlerò più in generale dell'analisi isotopica, sia facendo qualche riferimento all'impiego, alle applicazioni di questa analisi nel campo ambientale, quindi facendo evidentemente qualche riferimento anche alle nostre ricerche in ambito polare, ma anche più in generale, perché effettivamente l'analisi isotopica è un tipo di analisi che trova veramente applicazioni in tantissimi settori molto diversi, come spero di darvi un'idea questa sera, e quindi volevo appunto ampliare un attimo il campo di interesse e di applicazione di questo argomento. Io ho pensato di dividere questa conferenza in due parti, non conoscendo bene, diciamo, l'estrazione, la provenienza e la preparazione della maggior parte di voi. Ho pensato di fare una prima parte introduttiva un po' didattica, diciamo così. Io chiedo scusa a quelli che sono già molto addentro all'argomento, però mi sembra utile e importante perché tutti abbiamo diciamo una conoscenza di base che consente di apprezzare di più la seconda parte, che invece riguarda appunto tanti esempi di applicazione di questo tipo di misura in tanti settori, come vedrete, i più disparati possibile. Allora, prima di entrare nell'argomento, a me piace introdurre questa conferenza con questa immagine che diversi di voi conosceranno sicuramente, strautilizzata in tantissimi ambiti. Per dire una cosa, parleremo di analisi isotopica e quindi poi di dati. Io sono un chimico analitico e quindi, diciamo, in ambito chimico sono molto interessato a ottenere dati di qualità massima possibile,
I dati sono in realtà la base della conoscenza, che però poi richiedono ovviamente degli step successivi per poter essere analizzati, valorizzati, per poter ottenere informazioni, per poter arrivare a una conoscenza e all'apice di questa piramide, alla saggezza, che come definizione in questo ambito è data proprio come capacità di utilizzare la conoscenza per migliorare la vita delle persone e la società. Quindi è chiaro che i dati di per sé sono, diciamo, non sono un valore, diciamo, se non poi ci si costruisce sopra tutto il resto. Però è anche vero che tutto il resto, le scelte che si possono compiere, le informazioni che si possono ottenere, sono fortemente legate alla qualità dei dati che si ottengono e che si analizzano. Quindi se i dati fossero sbagliati o inaccurati o poco precisi, tutto il resto della piramide effettivamente sarebbe meno robusta. E i dati isotopici fanno parte di quei dati che contengono tantissime informazioni che poi devono essere elaborate per essere trasformate in informazioni e in conoscenza, ma sono sicuramente tra i dati chimici più potenti e più versatili tra i vari dati che possiamo considerare. Partendo proprio dall'inizio, noi in questa conferenza parlerò di isotopi. Cosa sono gli isotopi? Definiamo nuclide, una qualunque specie atomica che è caratterizzata da un dato numero di neutroni e un dato numero di protoni e neutroni. In particolare, se noi indichiamo con un generico simbolo X il simbolo chimico, possiamo utilizzare due numeri, il numero atomico e il numero di massa. Il numero atomico che mettiamo in basso, diciamo a sinistra del simbolo, corrisponde al numero di protoni, mentre il numero di massa corrisponde alla somma di neutroni e di protoni, e lo indichiamo in alto a sinistra. Per esempio, per fare giusto un esempio, il carbonio, quindi indichiamo il simbolo chimico del carbonio e poi mettiamo questi due numeri, 6 e 12, il numero atomico 6, che è il numero di protoni, e il numero di massa 12, che è la somma tra neutroni e protoni. Gli isotopi quindi sono dei nuclidi che hanno lo stesso numero atomico, quindi lo stesso numero di protoni e quindi gran parte delle stesse caratteristiche e proprietà chimiche, ma differiscono per il numero di massa, in particolare differiscono per il numero di neutroni, e quindi avendo una massa diversa hanno delle proprietà leggermente diverse. Però nel sistema periodico degli elementi, che vuole un simbolo chimico per ogni elemento, gli isotopi si sovrappongono, occupano lo stesso posto. E in effetti l'etimologia, isotopo, vuol proprio dire stesso posto, perché due isotopi, pur essendo due specie, due nuclidi, due specie diverse, occupano lo stesso posto nel sistema della tavola periodica. La scoperta degli isotopi risale ai primi del Novecento, in quel periodo, penso unico della storia delle scienze, che ha portato allo sviluppo della moderna fisica atomica. E ha tanti aspetti diciamo, collegati alla scoperta degli isotopi. Ci sono tanti aspetti, come in tanti aspetti della storia della scienza, che meritano di essere approfonditi. Io chiaramente qua non lo posso fare, però ho lasciato due riferimenti, se qualcuno è interessato, che parlano di questi aspetti storici molto, molto interessanti. Innanzitutto gli isotopi sono stati scoperti da un chimico, lo dico appunto con un po' di orgoglio, anche se poi era un chimico che lavorava con Rutherford e quindi ovviamente le ricerche erano molto collegate con la fisica. In questo primo articolo che cito, che dice dall'alchimia agli isotopi, perché in realtà la scoperta degli isotopi era anche molto collegata con la possibilità di trasformare un elemento in un altro, e quindi con tutti questi aspetti
tra il magico e lo scientifico che erano propri di quegli anni. Il nome isotopo però non è suo, ma di una sua amica, e discutendo a cena su queste sue scoperte, è lei che ha suggerito di dare questo nome a queste specie che non si riuscivano bene a capire che cosa fossero. Il secondo articolo che cito, che suggerisco a tutti di andarselo a leggere, parla di 3 donne straordinarie che hanno contribuito tantissimo alla dimostrazione sperimentale, alla scoperta sperimentale degli isotopi, quindi ipotizzati da Frederick Soddy, però poi di fatto sperimentalmente dimostrato da Stephanie Horowitz e anche altre 2 ricercatrici, figure minori. Infatti in questo articolo viene proprio evidenziato questo, figure minori messe un po' nel dimenticatoio perché erano donne e quindi in quel periodo non si dava tanta importanza, che però sono state fondamentali, le loro scoperte sono state fondamentali per arrivare alla scoperta e alla dimostrazione dell'esistenza degli isotopi. Ritornando alle definizioni che ho detto prima, giusto per fare velocemente qualche esempio, l'idrogeno, quindi con lo stesso simbolo chimico dell'idrogeno, in realtà esistono 3 isotopi dell'idrogeno, tutti e 3 gli isotopi hanno lo stesso numero di protoni, un protone e un elettrone, quello indicato nella figura in rosso, in giallo l'elettrone e in rosso il protone, ma differiscono per il numero di neutroni. L'idrogeno, che chiamiamo idrogeno 1, non avrà neutroni e avrà massa 1, l'idrogeno 2 avrà un neutrone, quindi avrà massa 2, e l'idrogeno 3 avrà 2 neutroni e quindi avrà massa 3. In effetti si potrebbero chiamare idrogeno 1, idrogeno 2 e idrogeno 3, come facciamo per tanti altri elementi, però per l'idrogeno esistono e sono ancora utilizzati adesso dei nomi che sono appunto il deuterio e il trizio, che sono sicuramente più utilizzati rispetto a idrogeno 2 e idrogeno 3. Carbonio ha 3 isotopi, carbonio 12, carbonio 13 e carbonio 14. Tutti e 3 questi isotopi hanno lo stesso numero di protoni, 6, lo stesso numero di elettroni, 6, ma differiscono per il numero di neutroni, che sono 6 nel carbonio 12, 7 nel carbonio 13 e 8 nel carbonio 14. E quindi saranno 3 isotopi che avranno delle proprietà chimiche molto simili, ma che differiscono per la massa. L'ossigeno ha 3 isotopi, 16, 17 e 18. Il numero di protoni è sempre lo stesso, 8, ma cambia il numero di neutroni. 8 nell'ossigeno 16, 9 nell'ossigeno 17 e 10 nell'ossigeno 18, e quindi avranno una differente massa. E così via. La stessa situazione la ritroviamo nella stragrande maggioranza degli elementi, tranne alcune eccezioni di elementi che hanno un unico isotopo. Per la maggior parte abbiamo più isotopi. Lo vedremo tanto negli esempi. Un elemento di cui si studiano molto i rapporti tra gli isotopi è il piombo. Anche il piombo ha 4 isotopi stabili, 204, 206, 207 e 208. Tutti hanno lo stesso numero di protoni, 82, quindi la figura era impossibile da realizzare, ma i 4 isotopi hanno differenti numeri di neutroni, appunto come qua indicati, 122, 124, 125 e 126, dando appunto luogo a masse differenti. Un aspetto importantissimo degli isotopi e dell'analisi isotopica riguarda la stabilità isotopica, e distinguiamo da questo punto di vista 2 categorie di isotopi. Abbiamo gli isotopi cosiddetti radioattivi, cioè sono degli isotopi che non sono stabili e che quindi decadono con tempi di decadimento più o meno lunghi a formare altri nuclidi. E invece poi abbiamo gli isotopi stabili, che sono isotopi non radioattivi. L'esempio più famoso di isotopo radioattivo è il carbonio 14, poi faremo degli esempi perché è molto utilizzato nelle datazioni, che decade con un decadimento beta a dare idrogeno 14 e quindi diminuendo la sua concentrazione nel tempo. Gli
Gli isotopi stabili invece sono isotopi non radioattivi e, appunto, ad eccezione del carbonio 14, di cui farò qualche esempio alla fine di questa conferenza, la maggior parte dell'analisi isotopica riguarda isotopi stabili, quindi isotopi che non sono radioattivi, che non decadono. Riprendendo i 4 esempi citati precedentemente, per l'idrogeno 1 e l'idrogeno 2 sono stabili, quindi l'idrogeno e il deuterio sono stabili, mentre l'idrogeno 3 è un idrogeno radioattivo, il trizio è un idrogeno radioattivo con un tempo di decadimento pari a 12,32 anni. Il tempo di decadimento è il tempo perché si dimezzi la sua concentrazione. Quindi in 12,32 anni si dimezza la sua concentrazione. Il carbonio, dei 3 isotopi citati precedentemente, ne abbiamo 2 stabili, il carbonio 12 e il carbonio 13, mentre il carbonio 14 è radioattivo con un tempo di decadimento di circa di 5.700 anni. L'ossigeno sono tutti stabili e il piombo, i 4 che ho citato, sono tutti stabili. Un'altra differenza, un'altra classificazione che facciamo inerenti agli isotopi è nel distinguere tra isotopi naturali e isotopi artificiali. Quelli che a noi interessano di più sono quelli naturali, che sono 339, quindi ovviamente molto di più rispetto agli elementi, e sono di origine differenti. Allora, innanzitutto abbiamo degli isotopi cosiddetti stabili, quindi, come dicevo prima, non radioattivi, che derivano 252 di questi, cioè 252 dei 339 sono isotopi stabili, che derivano da quella che si chiama nucleosintesi, cioè dalla formazione degli atomi poco dopo il Big Bang. Oppure radiogenici. Radiogenici, da non confondersi con radioattivi, vuol dire che sono di origine radiogenica, cioè che sono il prodotto di un decadimento radioattivo di altri elementi instabili. Poi abbiamo gli isotopi radioattivi, che possono essere primordiali e non primordiali. Cosa vuol dire? Primordiali vuol dire che hanno un tempo di decadimento talmente elevato che esistono da sempre. Quindi anche se non sono stabili, piano piano la loro concentrazione diminuisce, il tempo di decadimento è talmente elevato che ci sono dall'origine dell'universo e continuano a esserci in natura. Poi abbiamo quelli non primordiali, sono 53, per esempio il carbonio 14 è uno di questi, che hanno un tempo di decadimento talmente breve che dovrebbero già essere estinti se non ci fossero dei processi che continuamente li rigenerano. Sono dei processi che avvengono in atmosfera che continuamente rigenerano questi isotopi, e quindi li ritroviamo, il carbonio 14, il radon, il trizio, sono tutti elementi che decaderebbero e scomparirebbero, diciamo, in tempi molto, molto brevi dal punto di vista geologico, però vengono continuamente riformati da processi naturali in atmosfera. E poi abbiamo gli isotopi artificiali, qua diciamo quasi un gioco da scienziati, si sono divertiti a creare elementi, più di 3000, con tempi di decadimento più o meno elevati. Questi però non interessano, diciamo, l'analisi isotopica e le applicazioni di cui parlerò tra poco. Un altro concetto importante riguarda l'abbondanza isotopica, quindi cosa si intende per abbondanza isotopica naturale? Sono le proporzioni tra i vari isotopi in natura, cioè quando un elemento ha più isotopi non tutti questi sono presenti con la stessa percentuale, ma abbiamo una abbondanza appunto relativa, una concentrazione relativa degli isotopi. Per esempio, sempre nei 4 esempi citati, l'idrogeno 1 è il più abbondante, costituisce il 99,985% di tutto l'idrogeno, mentre il deuterio è una piccola frazione che è 0,015%. Carbonio 12 è il più abbondante degli isotopi del carbonio, e poi abbiamo il carbonio 13 che è circa un 1%. Ha senso parlare di abbondanza isotopica naturale solo per gli isotopi stabili, per cui non è citato il carbonio 14 e neanche il trizio.
Stessa cosa l'ossigeno, il più abbondante è l'ossigeno 16, poi abbiamo delle percentuali molto più piccole di ossigeno 17 e 18, e la stessa cosa per gli isotopi del piombo. Come vi dicevo, questa è diciamo, la divisione in isotopi è una caratteristica generale di quasi tutti gli elementi del sistema periodico. Questa è una tavola periodica, una delle tantissime tavole periodiche, in cui visualizza quelli che sono gli isotopi di ciascun elemento e come sono le loro abbondanze relative. Quindi vedete abbiamo alcuni elementi che sono monoisotopici, che hanno solo un isotopo, altri che hanno 2, 3, 4, anche un numero abbastanza elevato di isotopi con delle proporzioni ben definite tra di essi. Ultimo aspetto, diciamo, di questo, diciamo, più didattico, e poi veniamo alle applicazioni un po' più interessanti, riguarda il frazionamento isotopico, che è, diciamo, un po' il cuore dell'analisi isotopica. Ossia questa abbondanza isotopica naturale che citavo prima, quindi dei numeri, delle percentuali ben precise, in realtà non sono rigorosamente costanti in natura, ma ci sono delle piccole differenze dovute a vari processi che nel loro complessivamente si chiamano, appunto il fenomeno si chiama frazionamento isotopico, cioè una variazione di questi rapporti tra isotopi dovuta a una serie di motivi. Questa serie di motivi è insita nel fatto che questi isotopi, pur avendo lo stesso numero di protoni e di elettroni, e quindi delle caratteristiche chimiche molto molto simili, hanno però una diversa massa. E questo fa sì che abbiamo una diversa, piccola differenza di comportamento chimico, fisico, biologico, che determina, soprattutto su scale temporali molto lunghe, un frazionamento, una variazione di questi rapporti. Scusate, do un'occhiata al tempo che non mi scappi l'ora. Sì, sì. Allora, un esempio di frazionamento isotopico fisico riguarda l'evaporazione dell'acqua. L'acqua, abbiamo molecole di acqua con l'ossigeno con l'isotopo 16 e molecole di acqua con l'ossigeno con l'isotopo 18, proprio perché esistono due isotopi dell'ossigeno. Quando evapora l'acqua, l'evaporazione è più favorita per quanto riguarda l'isotopo più leggero, quindi nel processo di evaporazione, con differenze molto piccole, ripeto, abbiamo un arricchimento del vapore in acqua leggera, perché è più favorito il processo di evaporazione, e parallelamente l'acqua che rimane in forma liquida si arricchirà dell'isotopo più pesante. Quindi nel processo di evaporazione abbiamo un frazionamento per cui il vapore si arricchisce di acqua leggera e il liquido che rimane si arricchisce in acqua più pesante. Questo per quanto riguarda il processo fisico, ma abbiamo processi di frazionamento che invece riguardano le reazioni chimiche. Dal punto di vista sia termodinamico che cinetico abbiamo un comportamento leggermente diverso tra gli isotopi. È più facile dal punto di vista termodinamico scindere un legame biatomico quando questo è formato tra isotopi più pesanti rispetto che la stessa molecola biatomica con gli isotopi più leggeri. E anche sulla energia di attivazione, cioè dell'energia necessaria per far avvenire una reazione, quindi la cinetica della reazione, è leggermente diversa tra isotopi leggeri e isotopi pesanti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che abbiamo una reazione chimica, un processo, abbiamo un leggero arricchimento nei prodotti rispetto ai reagenti nei diversi isotopi. Come lo possiamo quantificare questo frazionamento? Usiamo la notazione delta. Solitamente ci si riferisce a uno standard e si va a misurare la variazione del rapporto tra i due isotopi che noi stiamo considerando nel campione rispetto allo standard, e poi la esprimiamo in per 1000 proprio perché le variazioni sono molto piccole. Prima per l'ossigeno la dotazione delta è quella che vuole il rapporto ossigeno 18, ossigeno 16, si mette sempre l'isotopo più pesante al numeratore. Nel mio campione la differenza di questo rapporto rispetto a uno standard
rapportata allo standard per 1000. In questo modo possiamo quantificare questo frazionamento. Per esempio, ovviamente se la composizione è uguale a quella dello standard avremo 0, se abbiamo un valore positivo avremo un arricchimento nell'isotopo più pesante, un valore negativo, un arricchimento nell'isotopo più leggero. Per esempio, nel caso di prima, possiamo dire che il delta ossigeno 18 della fase vapore è meno 10 per 1000, meno vuol dire che è più ricco nell'isotopo più leggero, mentre la fase del delta ossigeno 18 è 0 per 1000, quindi più positiva rispetto alla fase vapore. C'è poi un altro motivo, un secondo motivo per cui si ha un frazionamento isotopico, che esistono isotopi radiogenici, cioè che sono il prodotto, pur essendo stabili loro, sono però il prodotto di un decadimento radioattivo di altri nuclidi non stabili. Per esempio il piombo, gli isotopi del piombo, tranne il 204, sono il risultato del decadimento radioattivo su scale temporali molto molto lunghe di torio e 2 isotopi dell'uranio. Cosa vuol dire? Vuol dire che avremo delle variazioni nella composizione isotopica del piombo a seconda del tipo di minerale, il tempo di formazione del minerale e i rapporti tra il torio e l'uranio nel minerale al momento della formazione. E quindi polveri atmosferiche o rocce minerali provenienti da aree geografiche differenti avranno una composizione isotopica del piombo leggermente differente. Questo è quello che poi utilizzeremo nell'analisi isotopica. Stessa cosa lo stronzio 87 è radiogenico, cioè si forma da un decadimento radioattivo del rubidio 87 e quindi a seconda del tipo di roccia avremo un rapporto stronzio 87 rispetto a un qualunque isotopo preso come riferimento diverso a seconda della provenienza. Quindi, se noi siamo in grado, dal punto di vista della misura analitica, di apprezzare queste piccole differenze di composizione isotopica, possiamo ricavare tantissime informazioni, perché appunto la composizione isotopica è come un'impronta digitale del campione del materiale analizzato. Per apprezzare queste piccolissime differenze bisogna avere delle tecniche estremamente precise, estremamente sensibili. Queste tecniche sono tecniche di spettrometria di massa, perché devono essere in grado di distinguere specie che hanno una massa differente e devono essere caratterizzate da una precisione molto molto elevata. Se però riusciamo a fare questo, riusciamo ad avere ricavare tantissime informazioni utili in diversi ambiti, nello studio dei processi naturali, nell'informazione sulla provenienza di un qualunque campione, nella datazione, proprio perché c'è questa dipendenza dal tempo del rapporto isotopico, sulla tracciabilità e così via. Adesso poi farò parecchi esempi. Vabbè, qua andrei veloce. Esistono 2 classi di tecniche per poter analizzare gli isotopi. Ce ne sono alcune dedicate agli isotopi leggeri, quindi l'idrogeno, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, lo zolfo. Sono tecniche sempre di spettrometria di massa, ma specializzate per questi isotopi. E poi ne abbiamo altre invece per gli isotopi cosiddetti pesanti, come lo stronzio, il piombo, il mercurio, lo stagno, il neodimio, il ferro, il rame. Sono analizzabili con queste altre tecniche. Poi se qualcuno è curioso, eventualmente alla fine posso dare qualche dettaglio di più. Invece questa seconda parte, diciamo, volevo, una volta che appunto abbiamo richiamato queste cose di base sugli isotopi, fare diversi esempi, casi di studio, per vedere come questa analisi isotopica può essere utilizzata in tanti settori, in tanti ambiti, come riassunti in questa diapositiva. Allora, il primo esempio, che riguarda gli studi climatici, riguarda il delta ossigeno 18, che è stato definito il paleotermometro. Perché? Se allora facciamo riferimento a quel frazionamento fisico di cui parlavo prima durante l'evaporazione,
noi possiamo avere due situazioni. Nel periodo non glaciale abbiamo l'evaporazione dell'acqua con un arricchimento delle nubi dell'atmosfera dell'acqua isotopicamente più leggera, proprio perché l'evaporazione causa un arricchimento dell'isotopo più leggero. Quando poi abbiamo la precipitazione e la precipitazione ritorna in mare, abbiamo un riequilibrio del sistema e quindi la variazione isotopica rimane costante. Nel periodo glaciale, invece, il ciclo viene interrotto perché diciamo la precipitazione forma lo strato di neve e di ghiaccio, però poi non ritorna se non in minima parte nell'oceano. Quindi durante i periodi glaciali abbiamo un innalzamento dell'acqua oceanica del delta ossigeno 18, quindi un aumento dell'acqua più pesante, e contemporaneamente nelle precipitazioni, quindi nella neve, nel ghiaccio delle calotte polari, abbiamo un arricchimento nell'acqua più leggera. Quindi se noi andiamo a studiare queste matrici ambientali, possiamo avere informazioni su come è variata la temperatura andando indietro anche fino a 1 milione, adesso l'ultimo progetto vuole arrivare a 1,5 milioni di anni fa. E si possono costruire grafici di questo tipo, dove si vede il delta ossigeno come varia su scala temporale, vedete che va in questo grafico fino a 900.000 anni fa, con queste variazioni del rapporto isotopico dell'ossigeno che proprio riflette la variazione di temperatura e l'alternanza tra periodi glaciali e periodi interglaciali. E una volta ricostruito questo, possiamo andarlo a correlare, per esempio, con l'ossigeno, con la CO2 in atmosfera. Prima però volevo citare questo. Come facciamo però a tornare indietro nel tempo? Bisogna che qualche comparto ambientale accumuli l'informazione, e questo avviene in quelli che vengono chiamati archivi climatici, i cui più importanti sono riportati in questa slide. Abbiamo sicuramente le carote di ghiaccio, perché le carote di ghiaccio più andiamo in profondità, più torniamo indietro nel tempo, perché è la nevicata di tempi sempre antecedenti. Nell'ambiente marino abbiamo i coralli, il cui accrescimento ovviamente nel tempo può essere studiato e valutato. Abbiamo gli speleotemi diciamo nel sottosuolo. Abbiamo i foraminiferi plantonici, sempre nell'ambiente marino, il cui accrescimento diciamo dell'organismo riflette appunto il tempo in intercorso, e quindi l'analisi consente di ricavare informazioni risolte nel tempo. E quindi possiamo andare a correlare questa temperatura misurata con questo paleotermometro, ad esempio con la CO2 dell'atmosfera. Se qualche, vabbè, sicuramente non voi che siete qua a seguire questa conferenza, neanche diciamo, gli appassionati di scienza, sicuramente no, ma se ci fossero ancora dei dubbi sulla correlazione tra CO2 in atmosfera e la temperatura del nostro pianeta, penso che un grafico di questo tipo sembra quasi disegnato, tanto è precisa la correlazione, e quindi diciamo una prova diciamo, sicuramente inconfutabile di questa correlazione tra CO2 in atmosfera e la temperatura del pianeta. Un altro esempio molto utilizzato sugli isotopi leggeri riguarda lo studio dell'ecologia trofica. Quindi da questo punto di vista si utilizzano soprattutto il delta C13 e delta N15, che sono in relazione il primo con il metabolismo del carbonio, e quindi diciamo permette di differenziare ad esempio tra organismi terrestri e organismi marini. Cioè nel senso, ovviamente non è questo lo scopo, però diciamo, aumenta questo rapporto del C13 verso aumentando la componente marina, oppure aumenta il secondo, il delta azoto 15 è diciamo, in relazione con la posizione dell'organismo nella catena trofica. Ora, nella diapositiva, ovviamente, che è illustrativa, è banale sapere chi è il predatore e chi è la preda, però in sistemi ecologici più complessi la posizione dell'organismo all'interno della catena trofica non è così immediato. Questi due marker isotopici consentono invece di avere questa informazione sia dal punto di vista
della dieta e della posizione riguardo il metabolismo del carbonio, ma anche della posizione lungo la catena alimentare, la catena trofica. Un altro esempio di applicazione della misura di delta carbonio 13 riguarda l'applicazione in studi metabolici. Qua è l'uomo che interviene, non è un fenomeno propriamente naturale, ma interviene per cercare di capire alcune cose che sono incomprensibili diversamente. Perché i pipistrelli volano di notte? La prima risposta che potrebbe venire è perché di notte predano meglio, sono meno visibili, sono neri, sono scuri, e in effetti un po' di verità in questa affermazione c'è. Però non è così semplice, e per capire un po' meglio le differenze tra il giorno e la notte nel metabolismo dei pipistrelli, è stato fatto questo esperimento in cui un certo numero di organismi sono stati catturati e messi in un ambiente confinato per un tempo breve, il tempo dell'esperimento. Poi è stato iniettato del carbonio 13 ed è stato poi analizzata l'atmosfera, quindi la CO2 prodotta da questi organismi, oltre che misurare la temperatura. E quindi cosa hanno notato sorprendentemente? Che tra il giorno e la notte abbiamo una leggera variazione della temperatura corporea, però quasi non così importante. Quello che cambia tantissimo è il metabolismo. Abbiamo un aumento del 15% di spesa energetica dei pipistrelli durante il giorno. Questo perché il fatto di essere neri, si scaldano, devono dissipare il calore, quindi hanno un consumo energetico estremamente elevato. E quindi questi ricercatori hanno concluso, sulla base di questi risultati appunto non così netti, non così attesi, hanno concluso che uno dei motivi principali perché i pipistrelli si siano poi alla fine adattati alla vita notturna è che è energeticamente molto più favorevole, e quindi diciamo il preservarsi dai predatori e essere meno visibili è sicuramente un fattore, ma secondario rispetto al metabolismo, agli aspetti metabolici. Altro esempio, qua ci avviciniamo un po' di più a quello di cui mi occupo anche io, riguarda il piombo e gli isotopi del piombo e l'origine del PM10. Il PM10, sapete tutti benissimo, è una matrice studiatissima, monitorata giornalmente in tutto il mondo, perché ha capacità di penetrazione nelle vie respiratorie, quindi un veicolo di sostanze tossiche per l'organismo. In realtà però tra queste il piombo, che è associato a questo particolato atmosferico. Però per il piombo la situazione è un pochino più complicata, perché il piombo può provenire sia da sorgenti antropogeniche, quindi dagli scarichi delle automobili, dagli scarichi industriali, ma anche delle origini naturali, eruzioni vulcaniche, dalle polveri polveri naturali dei deserti, per esempio. E quindi non è facile distinguere tra il piombo di origine antropogenica e il piombo di origine naturale, e quello di origine antropogenica da dove provenga. Questo, diciamo, è più semplice nelle aree antropizzate come la nostra, è molto più difficile nelle aree polari, dove invece le fonti naturali sono sicuramente più significative. I rapporti isotopici del piombo rappresentano un dato, come dicevo all'inizio, estremamente potente per poter distinguere il particolato atmosferico da tutto il mondo. Noi costruiamo dei grafici di questo tipo, dove mettiamo su un asse un rapporto isotopico, per esempio il rapporto tra 208 e 207, sull'altro asse il 206 su 207, e il particolato atmosferico che proviene da aree differenti è ben suddiviso, caratterizzato. Così se noi campioniamo particolato atmosferico in Artide o in Antartide, andiamo a fare questa misura e la paragoniamo con questi dati, possiamo capire da dove proviene, e anche come variano le possibili sorgenti di piombo.
ad esempio un lavoro abbastanza recente che abbiamo fatto, questo sono io nel plateau antartico di cui citava la professoressa Saccone, che campiono appunto neve a diversi strati, perché come dicevo prima, andando a profondità via via maggiori, torniamo indietro nel tempo. E quindi è possibile ricostruire come sono variate le sorgenti del piombo in questo studio, negli ultimi 50-60 anni, legato all'utilizzo, per esempio, del piombo nelle benzine, alla messa a bando degli additivi a base di piombo, a cambio di fornitori nelle diverse fasi storiche, e anche di capire in Antartide il piombo che ritroviamo, siccome i livelli sono ovviamente di concentrazione bassissimi, se è antropogenico oppure naturale, o quanto è antropogenico e quanto naturale. Quello che abbiamo trovato noi, quindi questo è un grafico di variazione dagli anni 70 fino più o meno quasi ai tempi nostri di questo rapporto, che è stato tutto ben spiegato andando a confrontare con i vari dati di letteratura, e quello che abbiamo trovato è che attualmente il piombo che ritroviamo in Antartide è per un 54% di origine antropogenica, quindi pur essendo così isolato l'Antartide, in realtà dal punto di vista atmosferico non lo è più di tanto, e quindi metà del piombo che esiste in Antartide è sicuramente dovuto all'inquinamento nelle altre aree dell'emisfero meridionale. Altro esempio, sempre che riguarda il piombo è studiatissimo perché ha tantissime possibilità, si fraziona molto bene, quindi si riesce a distinguere molto bene. Per esempio in ambito dei beni culturali è molto utilizzato come rivelatore o di falsi, oppure per dare informazioni su datazioni, su attribuzioni magari di un pittore piuttosto che un altro. Questo perché le pitture utilizzate hanno dei pigmenti, tra cui i pigmenti, ad esempio il bianco piombo, che sono molto utilizzati e sono caratteristici della zona di provenienza dell'autore, perché appunto non è come adesso che c'è una globalizzazione e quindi una distribuzione ubiquitaria delle materie prime. All'epoca erano abbastanza circoscritte, e quindi andando a effettuare questa analisi isotopica del piombo, i vari artisti e le varie scuole si differenziavano dal punto di vista del tipo di pigmento che utilizzavano. E questo ha consentito anche di fare delle scoperte interessanti. Per esempio, questo quadro di Rubens, La conversione di San Paolo, che si pensava, magari si pensa ancora adesso, comunque è stato un po' messo in discussione, essere stato dipinto in un periodo in cui Rubens era a Roma. In realtà nel grafico degli isotopi, adesso vabbè non ho il puntatore, comunque ha diciamo una composizione isotopica più tipica delle pitture fiamminghe, rientra in quel quadrato rosso. E quindi ha aperto la discussione, perché se è stato fatto in Italia doveva avere un marker isotopico, esatto, doveva avere un marker isotopico differente. Quello che è stato ipotizzato dagli autori insomma, le ipotesi sono due: o che si era sbagliata l'attribuzione a livello di anno, e quindi effettivamente è stato effettuato, questa pittura è stata effettuata ancora nel periodo in cui non era a Roma, ma si trova ancora nel paese di origine, oppure che si fosse portato con sé il materiale. Questa era l'altra ipotesi. Campo completamente differente, l'analisi degli isotopi dello stronzio per avere informazioni su l'autenticità dei vini e identificare eventuali frodi. Io ho scoperto, non sono vabbè, intanto perché? Allora, lo stronzio, come dicevo prima, si fraziona perché uno isotopo è radiogenico, e quindi terreni di età differenti hanno composizioni isotopiche differenti. E questa impronta digitale nel terreno passa pari pari nel vino, senza ulteriore frazionamento. Quindi noi possiamo da questa analisi ricavare l'origine del vino. Io ho scoperto, non sono un intenditore, quindi a me ha sorpreso, magari a voi no, che una bottiglia
di Petrus costa anche 5-6 mila euro. Quindi chiaramente il problema dell'autenticità insomma, su prodotti di questo prezzo è molto elevata. In questo studio cosa hanno fatto questi autori? Hanno analizzato la composizione isotopica dello stronzio di una serie di vini Bordeaux sicuramente autentici, e sono andati a identificare appunto la loro impronta digitale isotopica, e poi sono andati a confrontarla con sospetti vini diciamo di provenienza cinese, per esempio, e hanno ritrovato che alcuni effettivamente rientrano nel range di tolleranza per cui sono probabilmente autentici, altri sono assolutamente al di fuori di questo range. Quindi sicuramente un mezzo molto potente per identificare eventuali frodi. Sempre gli isotopi dello stronzio sono stati utilizzati anche per differenziare in ambito forense eroina di diversa provenienza. Anche questo ha un'importanza enorme per riuscire a seguire i vari percorsi dei traffici, e in questo studio hanno analizzato un numero statisticamente significativo di campioni provenienti da aree geografiche molto diverse, per vedere che effettivamente si hanno delle differenze statisticamente significative nell'eroina prodotta in aree differenti. Quindi un campione incognito, facendo questa analisi, è possibile attribuirlo, con alcune sovrapposizioni evidentemente, è possibile attribuirlo su aree di provenienza specifiche. Questo è anche un'informazione molto utile nel campo delle scienze forensi. Sempre nel campo delle scienze forensi, questo è anche un esempio che a me piace sempre molto mostrarlo, perché fa vedere come spesso è la realtà, non basta una singola misura per ottenere subito l'informazione. In realtà, come per l'acquisizione di tante conoscenze, sembra un processo abbastanza a stadi, di affinamento per stadi. E questo affinamento per stadi è stato fatto tutto con l'analisi isotopica. Questo è un cold case, cioè un caso riesumato successivamente quando le tecniche erano a disposizione. Una povera ragazza trovata in Florida senza vita, senza neanche essere riusciti a riconoscerla, chiamata genericamente Jane Doe, che è il nome che danno gli americani a tutte le vittime a cui non riescono a dare un nome, con una specie di identikit che però non ha portato a nessuna informazione, quindi diciamo un caso che era stato negli anni 70 dichiarato chiuso. Nell'86 invece è stata riesumata per altre prove, e nel 2012, quando le tecniche erano sicuramente più affinate, è stata effettuata l'analisi isotopica con diverse tecniche. Allora, innanzitutto è stata effettuata con questa tecnica che si chiama ICP-MS, l'analisi dei rapporti isotopici del piombo in denti e ossa, che sono matrici abbastanza facili, diciamo, da trattare, e confrontando con vari database è stato concluso, sorprendentemente, perché si pensava la vittima fosse americana, che era di origine europea, cioè è americana ma di origine europea, non autoctona. Questo perché, di nuovo, gli isotopi del piombo tengono traccia dell'ambiente in cui uno è, in cui uno cresce, ed è diverso da regione a regione. Poi sono stati analizzati gli isotopi del carbonio, cioè il delta C13 nei capelli. I capelli è una matrice che cresce, che quindi, un po' come gli archivi climatici, mi danno una informazione anche del tempo. Sono stati trovati valori di delta carbonio 13 più elevati vicino alla radice, minori nelle punte, quindi hanno ipotizzato questo passaggio, un passaggio da una dieta ricca di frumento a una dieta ricca di mais. Hanno ipotizzato appunto che la persona di origine europea si fosse poi trasferita negli Stati Uniti. Poi hanno effettuato l'analisi degli isotopi dell'ossigeno e dello stronzio, sempre in denti e ossa, e hanno trovato valori di delta ossigeno 18 relativamente elevati, che sono caratteristici di aree vicine al mare, e quindi hanno circoscritto l'area nell'area del Mar Mediterraneo.
questo punto hanno analizzato anche gli isotopi dello stronzio e hanno trovato una distribuzione che è tipica di una regione a geologia complessa, e quindi hanno identificato la zona della Grecia. Quindi sono andati a riaffinare l'analisi isotopica del piombo nei denti, andando a circoscrivere la zona della Grecia, e hanno trovato la regione che è l'Avrion, che è a sud di Atene. E andando poi a incrociare con altre informazioni, vi è proprio vicino in Florida, vicino dove hanno ritrovato il cadavere della povera ragazza, c'è proprio una colonia di Lavrion, per cui hanno chiuso il cerchio. Hanno rifatto un identikit e hanno identificato la regione Tarpon Spring. Ogni anno controllo se ci sono delle evoluzioni, per adesso sono a questo punto. Però, diciamo, al di là appunto del caso, della conclusione del caso più o meno avanzata, sicuramente questo esempio dà un'idea di quante informazioni sono effettivamente ricavabili da questo tipo di analisi. Una delle ultime applicazioni riguarda diciamo, andiamo un po' al di là della Terra. L'analisi isotopica è anche molto utilizzata in studi di cosmochimica, quindi nell'analisi di meteoriti o frammenti che provengono dallo spazio per informazioni di tipo cosmologico. Questo lavoro molto importante, pubblicato su Nature, sono stati analizzati dei campioni di luna, di rocce provenienti dalla Luna, è stato analizzato il frazionamento, il delta del potassio 41, per trovare che è molto differente rispetto a quello della Terra. E questo adesso senza entrare nel dettaglio, non sarei neanche in grado, comunque praticamente vi erano due modelli di formazione della Luna, due ipotesi di formazione della Luna, sempre, diciamo, basati sull'impatto con un oggetto gigante, però c'erano due modalità di impatto. Praticamente questi tipi di misura, questa misura ha confermato un modello e discreditato, diciamo, confutato l'altro. Gli ultimi minuti, ora 5 minuti, 15 minuti, fino a qua vi ho fatto vedere degli esempi di applicazioni di isotopi stabili, che ripeto sono la maggior parte delle applicazioni. Esistono però anche tanti esempi, tanti casi, molti anche famosi che conoscete, di utilizzo di isotopi radioattivi, soprattutto per la datazione. Per esempio, il più famoso, il più utilizzato, è sicuramente la datazione al carbonio 14, basata sul fatto che il carbonio ha un decadimento, quindi la sua concentrazione varia nel tempo con una legge ben precisa, e quindi nel momento in cui l'organismo, il campione è vivente, è in equilibrio con l'atmosfera e avrà una composizione del carbonio 14 analoga a quella dell'atmosfera in cui vive. Mentre quando muore non c'è più la possibilità di questo scambio e quindi la sua concentrazione decade secondo questa legge, e quindi andando a determinare il carbonio 14 nel campione e applicando questa legge posso andare a ricavare l'età del campione. Esempi di applicazione di questa tecnica, vabbè, questa idea ha consentito a Frank Libby di vincere il Nobel per la chimica, quindi insomma, sicuramente una scoperta di rilievo. Esistono tantissimi esempi. Ho evitato di parlare della sindone perché è una questione molto sensibile e delicata, ci sono varie scuole di pensiero sui risultati, quindi non voglio addentrarmi in questa discussione, ma volevo mostrarvi molto rapidamente tre esempi. Due sono in questa diapositiva. Allora, una scoperta molto molto importante è stata la datazione del passaggio tra Pleistocene ed Olocene, che in geologia, diciamo, questi passaggi epocali sono fondamentali da riuscire a, diciamo, definire così bene dal punto di vista temporale. Esiste una foresta fossile nel Wisconsin che si sa aver segnato
il passaggio tra queste due epoche, una datazione precisa col carbonio 14 con un errore anche abbastanza relativamente piccolo, ha datato questa fase di passaggio appunto a 11.400 anni fa. Un secondo esempio, che anche questo è stato un caso un po' discusso, ma ci riguarda magari un po' meno, quindi ne parlo un po' più liberamente. L'uomo di Kennewick è stato al centro di una discussione tra nativi americani e americani, perché il ritrovamento diciamo, dello scheletro di questo individuo, tra l'altro uno dei meglio conservati al mondo, la comunità diciamo, dei nativi americani lo reclamava, diciamo, come appartenente alla propria comunità, e quindi reclamava che fosse consegnato loro, secondo una legge che c'è negli Stati Uniti, mentre se fosse stato un americano moderno, chiaramente poteva essere esposto nei musei, studiato, eccetera. E col carbonio 14 è stato datato in maniera molto precisa, fondamentalmente dando ragione ai nativi americani, che quindi hanno avuto. E poi un ultimissimo esempio, che è di adesso, praticamente una settimana fa abbiamo avuto un relatore d'eccellenza nel nostro dipartimento che ha parlato di tante cose, e tra cui ha parlato anche di questa scoperta, perché è un orgoglio italiano, e allora con molto piacere, siccome riguarda sempre la datazione con il carbonio 14, l'ho inserita in questa conferenza. È un orgoglio italiano perché è cioè una scoperta molto rilevante, e appunto ad opera di un gruppo internazionale coordinato da colleghi dell'Università di Bologna, pubblicato da pochissimo su Nature, e riguarda l'invenzione della scrittura. Io ho scoperto, non sapevo, che all'isola di Pasqua esistono delle tavolette di legno con delle scritture che non sono ancora state decifrate, e che diciamo anche questo era molto in dubbio se fossero state scritte dopo l'arrivo degli occidentali oppure precedenti. In questo studio hanno analizzato alcune di queste tavolette, essendo appunto di legno, fa parte di quel materiale vivente che possiamo analizzare con la datazione del carbonio 14, e una di queste 4 in realtà è predatata rispetto all'arrivo degli occidentali, quindi pare ancora più autoctona delle altre. Non che le altre non siano state, diciamo, scritte da locali, però sicuramente questa non poteva essere stata influenzata assolutamente dagli occidentali. Questo è stato appunto reso possibile da questa misura del carbonio 14. Quindi in conclusione, io spero di avervi dato un po' un'idea di quanto questa misura, questi dati possono costituire, se appunto effettuate in maniera precisa, accurata, una base di dati appunto su cui costruire delle conoscenze, ottenere delle informazioni, costruire delle conoscenze che sono più o meno rilevanti in tantissimi settori. Io con questo ho concluso. Se avete veramente curiosità o domande, sono a disposizione. Grazie Marco, interessantissima chiaramente la tua conferenza, ricca di misteri, parte risolti. E chiedo, c'è qualche domanda, qualche curiosità? C'è una domanda laggiù, un'altra qui, cominciamo in fondo. Io dopo. No, allora prima... Non difficili, No. Senti, però puoi dirci qualcosa sulla sindone, almeno la tua opinione? Ho appunto evitato di farlo perché... No, allora, in realtà quando avevo un po' approfondito l'argomento per questa conferenza, chiaramente avevo un po' approfondito anche questo argomento. Allora, dal punto di vista strettamente scientifico,
è un po' dibattuto, perché io adesso ho mostrato le cose in maniera molto molto semplici, in realtà non sono proprio così semplici, nel senso che il modello da applicare per la datazione richiede una conoscenza della concentrazione diciamo del carbonio 14 in atmosfera al tempo zero, diciamo così, che non è facile sempre da ottenere per tutti i campioni. Quindi quello che io avevo visto, vabbè, diciamo, la questione la conoscete, una datazione al carbonio 14 da parte di un gruppo diciamo, di scienziati aveva datato la sindone nel periodo sicuramente successivo, quindi diciamo, negando o mettendo dubbi sulla reale autenticità. In realtà c'è un po' un gruppo di scienziati diciamo, di idee opposte, che ha un po' criticato dal punto di vista metodologico, affermando che appunto il modello applicato aveva dei dubbi, soprattutto appunto sulla valutazione del... Questo diciamo è la situazione, quindi ci sono questi due. Poi io personalmente, da credente, penso che non sia una questione di fede, nel senso che non cambierebbe nulla nella fede delle persone che ci credono, sapere che la sindone sia autentica oppure no. Cioè, a me è un dibattito che mi lascia molto sereno, nel senso che non è che se scoprono che la sindone, o se fosse anche vero, come probabilmente sarà, che la sindone non è autentica, questo pone dubbi sull'autenticità e sulle basi della fede. Quindi io, diciamo, sono un po' libero dal punto di vista scientifico di pensare che qualunque sia l'esito di questa questione non tocchi più di tanto gli aspetti di fede. Sicuramente appunto l'argomento è molto sensibile, perché invece appunto sia da una parte che dall'altra, con rigidità sia da una parte che dall'altra, questo tipo di evidenza può essere utilizzata, in effetti lo è stata, per dare contro, oppure per dare contro chi dà contro. Ecco, questo io credo che lo scienziato debba fare lo scienziato ed essere un po' libero, diciamo, da questo tipo di conclusioni. Però penso anche che anche dal punto di vista strettamente scientifico la questione non sia così chiara e ci siano effettivamente voci che meritano di essere ascoltate sia da una parte che dall'altra. Mi stupiva, cioè la datazione del telo non dovrebbe essere una cosa, diciamo, con margini di errore molto limitati. Sì, questo in principio, però appunto il modello deve determinare anche, diciamo, ci sono vari possibili fonti di errore, dalla contaminazione successiva, per esempio, una linea di pensiero critica stressa il fatto che sia stata comunque contaminato successivamente, a una stima non corretta del livello diciamo, di C14 in atmosfera al momento della... Quindi sì, insomma, quindi io non ho in realtà appunto un'opinione scientifica, perché non conosco così nel dettaglio la ricerca. Non mi sconvolgerebbe se scoprissero che non è autentica, ecco, sinceramente però ecco, sicuramente un aspetto dibattuto. Prima di tutto grazie, una conferenza davvero interessante. Beh, io essendo geologo, poi di natura stratigrafa, spero di non aver detto no, sbagliato. No, assolutamente, anzi il professor Carobene, che ha fatto una conferenza, cos'era, 15-20 giorni fa, ne sarebbe stato sicuramente estasiato, perché lui lavora proprio sulla geologia del quaternario, quindi diciamo dei fatti più recenti, e tu citavi il carbonio 14 ad esempio, che quindi diciamo che è il nostro orologio. Due domande, una da genovese. A Genova si fanno datazioni? Datazioni radiometriche? Non so No. rispondere a questa Ecco. domanda. Noi no, cioè, Ecco, noi siamo no, interessati agli isotopi in istituto da stabili, noi, quindi esatto. stiamo a... Quindi Però non so se...
Quindi dipartimento da voi, no? Ecco, anche perché costano sui $600 l'una, quindi e gli stratigrafi ne hanno un bisogno enorme, enorme, perché tutte le loro relazioni stratigrafiche tra i vari corpi geologici hanno la necessità di essere poi determinati con una datazione radiometrica. E poi le altre, sì, in parte ne hai già parlato te con la datazione della Sacra Sindone. In effetti una domanda era su quelle tavolette che tu avevi detto che erano databili in una certa epoca, e a me era sfuggito un attimo se era la questione della tavoletta o della iscrizione, cioè o come c'è stata l'attribuzione dell'iscrizione su quelle tavolette. Allora, l'ipotesi è che allora, la datazione al carbonio 14 è possibile solo su materiale vivente e quindi si può datare la tavoletta. L'ipotesi è che diciamo, la tavoletta sia contemporanea, diciamo, l'abbattimento dell'albero per fare la tavoletta sia contemporaneo al suo utilizzo. Questo chiaramente, se poi la tavoletta è stata diciamo, preparata 300 anni prima e utilizzata 300 anni dopo, chiaramente No, vabbè, non cambierebbe molto. Completamente non plausibile. Quindi, diciamo, quello che si data è la tavoletta, quindi non la sua iscrizione. Però, diciamo, appunto, con questa confidenza, quindi anche la sua iscrizione, il suo utilizzo. Sì, sì, sì. Benissimo, poi l'ultima allora invece era una bella informazione, perché finalmente abbiamo messo un limite tra il Pleistocene e l'Olocene a 11.000, dicevi la scala cronostratigrafica 11.700, tu mi dicevi 600 e qualcosa, quindi l'età è quella, perché obiettivamente c'è uno scambio c'è un cambio paleogeografico nella nostra proprio geografia che possiamo vedere, fenomenale. Termina la grande trasgressione marina dall'ultima glaciazione e cominciano le condizioni attuali, subattuali. Ecco, quindi potentissimo, uno strumento potentissimo, complimenti. Beh, non è la mia scoperta, chiaramente. No, ma la spiegazione è così chiara e così. Io ero incuriosito dal fatto, tu quando hai risposto alla sua domanda, è venuto fuori il fatto che molte misure hanno un errore, possono avere un errore ignoto di solito, però che va un po' valutato, no? D'altra parte, quando uno fa un ragionamento e fa un conto sull'antichità di un oggetto, eccetera, ci dà un errore, no? Invece poi hai presentato delle curve, per esempio la curva della CO2 e la curva che non mi ricordo più, avevate calcolato voi in Antartide, Sì. e lì l'errore non c'è. Allora, no, sicuramente sono tutti dati con un loro errore. Poi se sul grafico è riportato o non è riportato, può essere, però diciamo, tutti i dati, sicuramente la curva riportata, diciamo, tratta dal lavoro che facciamo noi, sicuramente l'errore deve essere determinato e deve essere dichiarato, scritto. Però di solito non è dichiarato. No, deve essere. Cioè, quando si fanno dei ragionamenti di, diciamo, climatologia, come si chiama, quella indietro, diciamo, e si arriva a 400.000 anni fa, no? Spesso ti danno delle curve come le hai date tu, senza errore. E io non posso credere che non ci sia un errore sul calcolo di un parametro che è affetto da errori, se lo misuri oggi, in questo momento. Quello che hai misurato per 400.000, che hai calcolato per 400.000 anni fa, dovrebbe essere enorme. Allora, sì, sicuramente ogni dato, ogni misura ha un errore, sicuramente deve essere dato, anche perché qualunque discussione dei dati, dei valori, non può non tenere conto dell'imprecisione che si ha sul singolo. Sul fatto che i dati più antichi siano più incerti degli attuali, in realtà no, perché poi vengono tutti comunque analizzati con la stessa tecnica, magari anche contemporaneamente,
e quindi diciamo se non ci sono grossi errori a livello di campionamento o modello per datare il campione, perché questo anche è un aspetto, in realtà io ho un errore noto sia sul campione più recente che sul campione di 900.000 anni fa. Però, per esempio, quando tu vai a misurare la quantità di anidride carbonica nel ghiaccio, no? Tu dovrai dare un dato sulla diffusione della CO2 in quelle condizioni nel ghiaccio, perché la CO2 in realtà si muove, non sta ferma, credo, no? Non so, quindi tu dovrai o supporre che sta ferma o sapere come si muove. E io dubito che nessuno possa dire assolutamente quanto la CO2 si muove in 400.000 anni nel ghiaccio, con una variazione di temperatura magari minima, Allora, ma comunque. vabbè, allora l'esempio sul ghiaccio era relativo al delta ossigeno usato come Sì, paleotermometro. quello vostro, però quello della CO2 è sempre CO2 nel Ah, ghiaccio. ok, certo, sì, sì. No, vabbè, niente, però io qualche dubbio su questi calcoli ce l'ho, è molto forte, ma comunque uno se lo tiene. No, ma diciamo, dubitare fa parte della scienza, quindi benissimo. Io da profana proprio di giù in materia volevo sapere qualcosa da lei eventualmente sulle scoperte del professor Cavalli Sforza rispetto alle migrazioni umane. Mi pare che abbiano usato proprio questa metodologia per capire le provenienze, gli spostamenti in epoche diverse. Non conosco quello di cui Chiedo stai chiedendo. No, niente. No? A livello planetario. Hanno cercato, per esempio, nel DNA mitocondriale, che è un DNA che è trasmesso soltanto attraverso il genere femminile, come variasse la struttura di un determinato gene. E quindi sulla base di questa variazione poteva dire questa popolazione deriva da lì, quell'altra deriva da un'altra zona, cioè non usavano questa metodologia. Almeno a me non risulta. Non mi risulta che usassero no, non sì, io non sono assolutamente esperta, per cui mi pongo degli interrogativi e basta. Va bene, grazie. Io ho una domanda velocissima da farti. Quando hai parlato del cold case, no? Hai parlato dell'alimentazione che era passata da frumento a mais, da C3 a C4, quindi, perché C3 sono ricchi perché le piante C3, di che cosa sono ricche di più, in quale tipo di carboni? Non lo so, sto chiedendo. So che il passaggio è quello, ma non sapevo. Va bene, d'accordo. Allora, non era però. Va bene, allora direi che possiamo concludere adesso. Ringraziamo ancora Marco Grotti per la bella conferenza e volevo ricordare a tutti che giovedì prossimo, devo trovarlo, eccolo qua, ci sarà il professor Emanuele Angelucci, che è accademico, ma è anche il direttore dell'unità operativa di ematologia dell'ospedale di San Martino, e la conferenza è La terapia cellulare, ultima frontiera della ricerca medica. Spero che possiate essere presenti. Arrivederci a tutti. Ricordiamo anche